Eccoci qua, siamo in diretta, siete ben mandi, eccoci qua. Buongiorno a tutti, siamo alla 26esima puntata, dico altro, perché sono stati tanti giorni chiusi, non ce la facciamo più, lo diciamo col sorriso, ma è evidente che insomma, la cittadinanza comincia a dare segnali di irrequietezza e lo diciamo ai nostri governanti con tutta la tranquillità, il garbo e l'eleganza e la tranquillità, però guardate non li teniamo più, cioè questi non li teniamo più, non possiamo pensare di costruire una città sulla polizia, insomma, sull'ordine pubblico e basta, perché cioè, parlo per me, io ho avuto il bambino di 5 anni ieri che ha dato segni di squilibrio, insomma, a Ettore che mi ascolta, alla Stefania che mi ascoltano, però effettivamente questa cosa qua, la dico, ripeto, col sorriso in bocca, che non vuol dire che non sia altrettanto seria. Qui abbiamo bloccato una popolazione, non siamo in Cina, non vorremmo neanche francamente diventarci, con tutto il rispetto che ci sono dei vari popoli, noi ci teniamo bene e forte la nostra libertà. Il 25 aprile è prossimo, io vorrei andare, anzi mettiamola così, a omaggiare, pensavo, la partigiana a Castello, perché mi sembra un simbolo proprio bello, positivo in questo momento di resistenza e di libertà, entrambi. E ho sentito però che qualcuno sta lanciando sui social o anche sul giornale, io adesso non so se siano vere queste cose, appelli a uscire di casa, un'associazione addirittura abbastanza famosa veneziana. Spero che domani smentiscano sugli stessi giornali, sugli stessi quotidiani, perché sarebbe, come si chiama, un incitamento, cos'è? È un reato, penso, chiedere di violare la legge, e non possiamo farlo, anche se ci rendiamo conto che questa cosa qua sta assumendo connotati abbastanza paradossali, insomma, vediamo i droni, gli elicotteri, corre dentro una persona semplicemente che corre e poi magari non abbiamo altrettanta durezza con persone che delinquono, per cui è chiaro che queste cose troppo tardi questi conti andranno fatti. Io sono qua tutti i giorni per cercare di portare un po' di serenità, però lo dico alle persone che sono a casa, abbiamo consapevolezza che si fa fatica, ecco. Tenete duro un altro po'. Ho detto, dobbiamo essere rispettosi della legge, perché la legge serve a questo, serve per dare unità di intenti, unità di Stato. Poi dopodiché non possiamo non dire che sentiamo le polemiche, nord, sud, belli, buoni, brutti, conti, eccetera. Non mi sembra il caso di entrare in questo tipo di gare, di conflitti, tanto più tra territori della città. Chi è stato più bravo? Sono tutti in gara a dire chi è stato più bravo, chi ha fatto più ordinanze, chi ha difeso di più questo, chi ha difeso più quello. Penso che saranno capaci i cittadini, la storia, anche nel prossimo futuro, se ne parlerà molto di come è stata affrontata questa epidemia, di chi ha scritto, cosa è stato detto, ci sarà tutto da fare, probabilmente seminari, studi, credo valga la pena. In questo momento noi siamo nel mezzo del cammino di nostra vita, vediamo di traguardare, devono ripartire le imprese, l'ho già detto diverse volte, non è da oggi che lo dico, sicuramente in sicurezza, ma sicuramente se non moriamo di coronavirus sicuramente moriamo di fame, per cui adesso bisogna ripartire con le attività economiche, bisogna farlo in sicurezza, ci sono dei dispositivi di legge. Vorrei ricordare che personalmente sono sempre al lavoro, per cui voglio dire, è probabile che ce la possano fare anche gli altri, si può fare con tutte le norme di sicurezza, con tutto quello che serve, ma bisogna far ripartire la nostra macchina produttiva. Vale per la produzione, vale per il commercio, non si capisce perché, scusate, perché è finito anche il tempo di star zitti su tutto, cioè non è possibile immaginare come mai, lo dico al governo che sta scrivendo le norme, che deve liberarci dalle case nostre e restituirci la nostra libertà, insomma adesso c'è anche un limite, perché un ristorante non possa servire in take away, cioè fornire a una persona il cibo già pronto, magari confezionato dentro una scatola, o la pizza, e questo come uno va a comprarsi la frutta e verdura, giustamente, sapete quanto ho difeso io l'apertura di negozi, soprattutto quelli di vicinato, o il pesce, e non posso andarci a comprare la pizza con lo stesso ordine, con la prenotazione, col numeretto, e aspetta, va dentro uno alla volta, cioè proprio non riesco a capirlo. Dopodiché se il ristoratore non vuole farlo, è una libertà sua, ci mancherebbe, non deve essere un obbligo. Però francamente magari al limite comincia a prendersi i soldi dell'affitto. È vero che attualmente sono organizzati per portare a casa i cibi, c'è un grande successo, eccetera. Però non vedo perché non mollare su questa roba qua, ci sono delle cose veramente insensate.
E lo dice uno che rispetta la legge fino in fondo e la fa rispettare. Però guardate, abbiamo il tema del TPL e io ho detto che bisogna sbloccare i mezzi privati. La cosa divertente è che mi vengono ad attaccare su questa roba qua alcuni soggetti, sempre gli stessi. Non hanno letto che queste robe le ha suggerite prima Brugnaro, insieme alla Spagna e insieme al governo, per cui non sono solo io. È normale, se il TPL finché avrà le distanze tra di noi e per cui in questo momento porta il 25% del trasporto, a parte oltre tutti i nostri problemi che sono dati dal fatto che il governo non ci ha messo niente per i comuni eccetera, però è evidente che manca spazio nei mezzi. E poi c'è anche altrettanto evidente che uno che è stato chiuso in casa 2 mesi, perché c'è gente che è arrivata a 2 mesi, avrà un problema a salire su un autobus vicino a un altro e il rischio dello scontro potrebbe esserci. Allora, se va in auto per conto suo, o se è a Venezia in centro storico, lo schiariamo a Venezia in centro storico a piedi. Nessuno pensa che ci sia una persona che parte da Dolo in bicicletta e arrivi a Venezia. Però magari uno da Mestre può arrivare in bicicletta fino a Piazzale Roma, non è escluso, o che si sposti in mezzo tra Mestre e Marghera in bicicletta. Sono cose che possono succedere, come esiste anche la motoretta, esiste il motorino. Le auto sono il mezzo migliore, certo avrà qualche costo in più, ma ci si organizza. Questo è semplicemente un modo per affrontare i prossimi 2-3 mesi, per cui ancora ci sarà il droplet, ci sarà questa distanza prevista, speriamo che con la mascherina e i guanti si capisca che si può anche avvicinare tra persone, perché il problema a quel punto, se è la mascherina e i guanti, qualche motivo ci sarà, ed è appunto quello di evitare il contagio. Essendosi abbassata la curva, spero che le autorità sanitarie, studiando effettivamente tutto quello che succede, piano piano cominceranno a togliere il droplet, almeno nei mezzi pubblici. Ma finché ci sarà, e io immagino che 1 mese, 2 sicuramente c'è, penso di dire una cosa onesta nel dire alle persone che possono, parlo di quelli che possono, prendete l'auto o prendete la bicicletta o nel centro storico andate a piedi, quelli che possono. Nel centro storico non ci sono neanche i turisti in mezzo alle cali, eccetera, con i vaise e roba varia, questo si possa fare, non mi sembra di offendere nessuno. A tal proposito vorrei ricordare che c'è anche assolutamente la necessità di liberalizzare, aprire, dare la possibilità alle persone di muoversi in barca. Si chiamano armatori, anche se la barca è un barchino, che ha un motore 25 cavalli o un po' più grande, quello che è. A Venezia ci si muove in barca, in laguna ci si muove in barca, non solo i veneziani che abitano il centro storico, ma tutti quelli che abitano ovviamente nelle isole e poi tanti che abitano a Mestre, in campagna, dappertutto. In barca ci vanno tutti in laguna. Allora, la barca è un altro dei sistemi che possono evidentemente e devono essere autorizzati. Più tardi vi faccio sentire l'appello che ho fatto specifico, perché ci sono delle associazioni che mi hanno anche scritto a me, hanno scritto al Presidente Zaia, ma a prescindere da questo io sto facendo più cancan che posso, perché ritengo che i nuclei abitativi, i nuclei familiari, residenti, cioè che vivono insieme, conviventi, possono andare tranquillamente sulla stessa macchina e di conseguenza anche sulla stessa barca e darebbero tante possibilità a loro. Ci sono quelli che andrebbero in giro per la città senza dover caricarsi sui mezzi pubblici, che non hanno spazio, soprattutto in prospettiva, attenzione, di quando, spero a maggio, cominceranno a liberare anche le persone, i bambini, perché non è pensabile continuare così. Questa cosa va detta perché c'è qualcun altro che ha cominciato adesso a mettere in qualche altro territorio, che ha cominciato a chiudere pieni di paura, eccetera, e capiamo benissimo e li comprendiamo. Ma noi siamo 2 mesi che siamo chiusi, per cui c'è un tempo in cui piano piano si mollerà. Allora, quando molli, se la gente in barca può muoversi, primo, non intasi i mezzi pubblici. Secondo, c'è chi si va a procurare da mangiare. Pensa, non serve neanche portargli il pacco comprato col buono spesa, col buono famiglia, perché questi mangiano il branzin. È il branzin, altro che il pacco che porta il sindaco. Questi va a prenderselo da mangiare, i capi, i branzini, sono capaci di vivere i veneziani. Allora non puoi impedirgli di andare in barca. Ripeto, tra persone o uno singolo, che a quel punto non potrà mica contagiarsi da solo, no? In barca, e poi oppure col suo nucleo familiare. Questo credo che sia una cosa urgentissima da fare anche domani stesso, perché non è pensabile che queste cose non si cominci a pensarci. Scusate un po' di foga, ma ci credo proprio a sta roba. Tra l'altro c'è scritto anche un'altra associazione, che è quella degli artigiani, dico artigiani, insomma imprenditori in generale, che fanno le manutenzioni alle barche. Se tu non sblocchi sta roba da domani mattina, comincerò ogni giorno a dirlo, è chiaro che l'armatore, che è il cliente cittadino, non pensa neanche di fare il rimessaggio, le manutenzioni.
che si fanno ogni anno per mettere in acqua la barca, per chi che non sa. Cioè bisogna rimettere sulla batteria, ricontrollare i cavi, controllare se il motore è a posto. Sono dei lavoretti che vanno fatti ogni anno. Se tu non dai la possibilità a queste famiglie di ritornare in barca, queste famiglie neanche non daranno l'ordine al loro cantiere di preparare la barchetta per poter andare al Bacan, che così avremo, o al Lido, dove vogliono andare in giro per la laguna, nelle isole. Questa cosa è una roba che, perché continuiamo a non essere rappresentati a Roma, continuano gente a parlare sempre a vanvera questa città, sono tutti doc, tutti originari, tutti sanno tutto, però di fatto non fa niente nessuno a Roma. E questa specialità di Venezia purtroppo la paghiamo cara, perché questi non sanno niente, cioè qua ogni volta che gli racconto, gli ho spiegato l'altro giorno a uno e gli ho detto, ma cioè, lo sai che noi abbiamo i ferry boat, che non sono assolutamente mai stati finanziati, li finanziavamo con i soldi dei turisti. Posso togliere i ferry boat? Ve lo dico subito, non togliamo i ferry boat, però ci costano 11 milioni all'anno. I ferry boat sono essenziali per la vita del Lido o delle isole di Pellestrina. Non li toglieremo, cioè, staremo senza mangiare, non so, però non possiamo togliere i ferry boat. Ma spiego quanto poco conoscono della città. È che questa città in passato facevano gli altri, ci arrangiamo, c'erano i soldi dei turisti che arrivavano, quelli disprezzati, i turisti, vi ricordate? Con quei soldi là noi pagavamo i vari servizi della città. Facevamo 540.000, fino a 2 mesi fa, 540.000 ore di moto, parlo di moto, di barche, di battelli, di vaporetti, senza considerare i ferry boat, 540.000 ore di moto. Ce ne finanziavano 360.000, per cui 200.000 le facevamo in più, quasi il doppio adesso, più o meno un terzo in più, pagato dai soldi dei vituperati turisti, che non ci sono più, per cui quelle ore noi non siamo proprio in grado di farle, ma credo che dovrebbero essere almeno nella quota parte delle altre finanziate tutte. E questo stiamo chiedendo al governo. Fanno fatica perché vogliono risolvere il TPL uguale per tutti in tutta Italia, ma non ha nessuno i vaporetti, nessuno che ha i ferry boat, se è una città che vive sull'acqua, non si riesce a spiegare a nessuno. Ve lo dico perché a noi è chiarissimo, lo stiamo spiegando in tutte le salse, salvo qualcuno che continua il refrain del comune deve lasciare la sua parte. Sarà 3 milioni che dovremo assare, se metteremo a vedere anche questi ci scortichiamo anche quella roba lì, abbiamo già persi 100 milioni per il bilancio del comune, dove affronteremo tutto noi. Non abbiamo paura di nessuno, guarda, costi quei corsi ce la faremo, tiriamo la cinghia, ma non prendeteci in giro almeno, non ci prendete in giro, cominciate a proteggere i lavoratori e almeno dateci quella parte di finanziamento della quota che ci finanziavamo da soli. Fate qualcosa realmente per una città come Venezia, invece solo che riempirsi la bocca. Vabbè, allora adesso che mi sono sfogato un pochettino, sto anche meglio, e vi faccio vedere l'aggiornamento della polizia locale. Allora, ieri abbiamo controllato 199 persone. Attenzione, io mi scuso io con le persone controllate e mi scuso ancora di più con quelle che abbiamo dovuto sanzionare. Pensa un po'. Sì, mi scuso perché 350 euro, 280, almeno so, sia una multa logica. È la legge, io la devo applicare e la devo fare applicare, perché la legge è legge. Posso dire però che sta cosa sta cominciando a stancare. Certo, perché se tu dai multe a persone che magari erano fuori a prendere un po' d'aria o pensavano di fare i furbi, sì, quello che vuoi, è la legge ed è giusto controllare, tenervi a casa, è giusto restare a casa, ma posso dire che non sono d'accordo. Posso dire che piano piano bisogna vedere dei segnali. Vogliamo dei segnali concreti. Allora c'è la filiera che è ripartita, quella della sicurezza, dell'agroalimentare, chiediamo che riparta immediatamente la filiera della moda, la filiera della nautica, la filiera per quello che è possibile del turismo, intendo questo modo di fare che uno possa andarsi a comprare una pizza o comprarsi da mangiare e portarsela a casa, ripeto, sempre con la massima garanzia, ma se lo possono fare quelli che vendono vestiti per bambini, cioè io posso andare a comprarmi il vestito per bambino, però se è da adulto no. Cioè non si spiega la ratio, proprio non è comprensibile la ratio, non è comprensibile, non è accettabile, dopodiché la facciamo rispettare. È chiaro che a quella gente io dico mi dispiace, però state attenti perché 400 euro di multa ve li beccate, sono tanti, non possiamo fare diversamente. Vabbè, comunque ieri abbiamo controllato 199 persone, siamo arrivati a controllare 8.694 persone, abbiamo sanzionato 24 persone, e per un totale di sanzionati di 424 persone, di cui 60 sono stati anche denunciati penalmente, ancora quando c'era la denuncia all'inizio, dopo l'hanno tolta
hanno messo la multa. Poi ieri abbiamo denunciato un'altra persona per altri reati, questo va bene, è un'altra roba. Qua chiaramente ringrazio la squadra di sicurezza, l'anticrimine, perché noi continuiamo, che vogliono raccontarla, a fare un grande lavoro contro la droga e contro tutti i reati, diciamo, in giro che ci sono. È ovvio che sono anche calati, sono drasticamente calati i reati, cioè, si riesce a vedere meglio forse quello che succede, perché non ce n'è, non riescono a muoversi anche i delinquenti. Ne abbiamo beccato uno che veniva da fuori, seguito, pedinato, cioè non vi dico dove aveva messo la droga, alla fine è stato arrestato, insomma. E purtroppo troveremo sicuramente ancora situazioni di illegalità, è una battaglia senza fine questa, continueremo a farla, stiamo continuando a farla, che qualcuno non pensi che noi ci occupiamo soltanto di andare coi droni a seguire chi corre, no, non facciamo solo questo, continuiamo a fare quello che dobbiamo fare. Abbiamo controllato 988 attività, insomma, poi abbiamo chiuso 4 locali, ma non ieri, nei giorni scorsi. Va bene, questa è la polizia, c'è stato un principio di incendio, ieri abbiamo fatto un'assistenza, c'è stato un principio di incendio su un'altana a Venezia. Dico a tutti quanti, sapete che è vietato la fiamma viva, è probabile che sia stato un cortocircuito, mettiamola così, non lo so, sentiremo i vigili del fuoco, poi è stato domato immediatamente, noi siamo stati chiamati ad assistere su strada. Ok, poi stamattina abbiamo fatto partire, prima delle 8:30, alle 8, abbiamo fatto partire dallo scalo fluviale, che è qui alla Marittima, a Venezia, 20 bancali, con dentro circa 500 pacchi alimentari per aiutare le famiglie in difficoltà, e questi verranno distribuiti attraverso una fitta rete di distribuzione e anche e soprattutto grazie alle parrocchie. Siamo andati soprattutto in centro storico e a Murano in giro un po' a consegnare i pacchi anche al Lido per distribuirli. Continueremo sta settimana. Comunque volevo ringraziare proprio di questo la Protezione Civile e nello specifico oggi l'azienda di trasporti Brussa. Devo dire che le aziende di trasporti sono messe tutte a disposizione, anche i tassisti quando serve, per cui insomma, e qua su questo ci ha dato il supporto logistico, ci ha dato le barche, tra l'altro lo scalo fluviale ci ha prestato la gru per caricare, eccetera. E adesso vi faccio vedere il video, insomma, dei pacchi che sono partiti e che continuiamo ovviamente a diffondere e a distribuire. Parte oggi una nuova fase di consegne dei kit alimentari che il Comune di Venezia ha acquistato nel centro storico attraverso gli empori, le parrocchie e la rete solidale. Oggi possiamo contare sul supporto anche di un'azienda che ci aiuta nella parte dei trasporti e che ringraziamo tantissimo, e soprattutto i volontari della Protezione Civile. Quindi una città che si stringe insieme, che tira fuori il meglio di sé, e ognuno fa la sua parte e vuole contribuire volontariamente ad arrivare a in qualche modo assistere quelle che sono le nuove povertà. Grazie alle parrocchie, grazie al terzo settore arriveremo poi dove ci sono i veri bisogni. Nel frattempo va avanti anche la consegna dei buoni spesa, l'iniziativa messa in campo dal Comune per sostenere anche economicamente, con i buoni spesa che hanno un valore di 50 euro ciascuno, quelle famiglie che hanno fatto domanda. È un impegno senza pausa, è un impegno costante e continuo, è un impegno che però non potrà continuare all'infinito. Servono anche delle misure per evitare che la gente cada in povertà. Prima che cada in povertà dobbiamo assisterli e aiutarli perché non perdano il posto di lavoro, perché riparta l'economia, perché riparta Venezia. Bravo l'assessore Venturini, perché ha centrato. Noi siamo sicuramente per l'assistenza, ci mancherebbe, e abbiamo fatto bene a fare questo sistema che andasse a intercettare i bisogni, quelli proprio più nascosti, più incredibili, quelli che avevamo fiutato fin dall'inizio, che non era la solita filiera degli amici, ma erano persone che fino a 2 mesi fa non avevano nessun problema economico, perché magari stavano aspettando di iniziare la stagione, avrebbero fatto magari una pausa dopo il carnevale, magari avrebbero iniziato a lavorare col negozio, stavano lavorando, gente che si è trovata in miseria per un periodo, ripeto, perché voglio dare un incoraggiamento sincero a queste persone, vi dico ragazzi, ce la facciamo, non perdete l'animo, non vi perdete di coraggio. La cosa peggiore è che vi buttate giù, perché se vi buttate giù vi intristite, vi incazzate e diventa come una specie
di gorgo, sapete i gorghi che ci sono ogni tanto, vi tirano giù, ecco, non uscite da questa mentalità negativa contro tutti, per favore, ve lo dico nel vostro interesse, cioè pensiamo positivo, anche se sei un casino, cioè non è che stiamo dicendo che è facile, non è facile, però bisogna assolutamente, perché soprattutto chi si occupa di commercio, chi deve seguire, stiamo spingendo col governo tantissimo perché finanzi la cassa integrazione, perché finanzi le casse in deroga, quelle che hanno finanziato quei 600 euro, quelle che hanno finanziato insomma per le famose 9 settimane, e anche e soprattutto per le partite IVA, quei famosi ulteriori contributi che adesso hanno dichiarato, io immagino che sarà vero, che alzano un po' e che faranno arrivare, spero, meglio di come hanno fatto prima, perché prima hanno fatto una roba con l'Inps, insomma, vabbè. Però chiusa là, va bene, sono arrivati bene, li hanno aumentati da 600, dicono, ma insomma io vorrei crederci, a 800 per 2 mesi, cioè sarebbe anche per aprile e maggio, quello che ho sentito che mi sembra di capire, non è ancora scritto, ma mi auguro che sia così. È ovvio che la filiera turistica, insisto, non è che a maggio è risolto il problema, per cui al governo dico, la filiera turistica ha bisogno, abbiamo firmato anche un manifesto, sta roba qua, non abbiamo una slide del manifesto, quello nazionale sul turismo, forse l'abbiamo fatto vedere ieri, o se cerchi su Twitter forse c'è, almeno che possono cercarselo, cioè le grandi associazioni turistiche italiane hanno spiegato al governo, tutte, hanno firmato tutti, l'abbiamo sottoscritto anche noi, lo trovate anche su internet, potete sottoscriverlo anche voi, perché secondo me più siamo meglio è, per spiegare a questo governo che la più grande industria italiana, o una delle più grandi, è il settore turistico. La filiera turistica sarà particolarmente pestata per i prossimi mesi, non è una questione di 2 o 3 settimane, per cui c'è anche questo appello, non so se... guarda, questa è una foto meravigliosa che... non so dove sia, comunque adesso quando la trovi la facciamo andare, intanto io vado avanti un po'. E c'è questo manifesto sul turismo, la filiera turistica deve essere aiutata, ma la cosa, come ha detto l'assessore Venturini, principale è far ripartire il lavoro. Noi non vogliamo gente assistita, vogliamo gente che si paga da sola, basta fargli ripartire. Avremo tantissime difficoltà perché uno apre e non c'è nessuno, non sai, vedi, ma facciamoli ricominciare intanto vanno a pulire il negozio, tiassi casa questi qua. Lasciamoli che vadano a mettere in moto le macchine, il bar che provano a accendere la macchinetta, non è aperto, va bene, non è aperto, ma se uno si inventa qualcosa, piano piano diamogli la possibilità, invece che essere parassita, noi non siamo capaci, non è la nostra storia. Ecco, però questi pacchi, questi buoni, li abbiamo ottenuti per questa gente. Ieri è successo un fatto purtroppo increscioso di cui stiamo ancora approfondendo in un supermercato a Murano, in cui una ragazza è andata lì perché era segnata la convenzione con tutta la catena, purtroppo in quel locale, in quel supermercato, per motivi di disguidi penso interni non si erano spiegati bene tra la catena che aveva firmato l'accordo e la singola struttura. Adesso io penso che chiederanno scusa alla persona, insomma evidentemente l'hanno già fatto, gli daranno qualcosa, una spesa. Insomma vabbè, ecco, se la ragazza mi ascolta chiedo scusa anch'io, anche se oggettivamente non c'entro niente, ma insomma chiedo scusa perché è inqualificabile, penso che neanche lì la struttura sapesse o si rendesse ben conto. Considerate che anche le cassiere sono particolarmente tese, siamo tutti tesi, diamoci la mano, adesso vabbè quando sarà possibile, non si può dire neanche questo, diamoci il gomito, insomma andiamo avanti, passiamo oltre, sono piccole cose di cui ovviamente ci scusiamo, si è scusata la struttura di Murano, la struttura generale, chiariremo meglio adesso tutte quante, abbiamo fatto un giro di chiamate anche a tutte le strutture specifiche perché è chiaro che diventa umiliante per una persona che va a dare un buono che magari non avrebbe mai ricevuto in vita sua, magari ce l'ha soltanto per 2 mesi, poi diventerà quella più brava di tutte, io le auguro di essere una delle prime a uscire dal momento. Ecco, questo è il manifesto per il turismo italiano che abbiamo sottoscritto, lo trovate anche nel mio tweet, ma penso sia dappertutto, insomma. Non so se c'è un indirizzo su cui si può andare manifesto per ripartiamo dall'Italia, speriamo che ripartiamo dall'Italia, se ci sia ancora l'Italia, se aspettiamo un altro comunque, avete trovato? Forse c'è un indirizzo, eccolo qua, dov'è? Questo è il tweet per cui lo troviamo, dov'è l'indirizzo? Eccolo là, ripartiamo dall'Italia.it, eccolo là, basta cliccare, lo trovate, potete sottoscrivere se lo ritenete opportuno. Io penso proprio di sì che sia opportuno.
E vabbè, allora questo l'ho ringraziato. Ah sì, poi cosa abbiamo fatto? Vabbè, abbiamo fatto la solita riunione, noi facciamo alle 8:30, facciamo tutti i giorni, sabato e domenica inclusi. Di questo devo ringraziare sia i dirigenti, tutti i dirigenti del comune, della città metropolitana che partecipano alla cabina di regia e anche di Veritas e AVM, di quelli che poi di volta in volta vengono chiamati a partecipare in base ai problemi. Noi tutte le mattine alle 8:30 facciamo un'oretta di dialogo per capire com'è la situazione di tutto, le case di riposo, lo facciamo ormai da un mese su questa cosa. Ed è stata molto utile perché ci permette di efficientare il sistema anche di rapporto con la città e tra di noi, per cui insomma penso che saremo in qualche modo migliori se possibile. Se possibile. Noi avevamo molto spazio, per cui, insomma. Vabbè, poi invece ho fatto una riunione sempre in web conference con i sindaci di tutte le altre città capoluogo del Veneto. Li cito perché è giusto, insomma, Jacopo Massaro, il sindaco di Belluno, Sergio Giordani, il sindaco di Padova, Edoardo Gaffeo, sindaco di Rovigo, Mario Conte, sindaco di Treviso, nonché anche presidente dell'ANCE di ANCE Veneto, l'associazione di comuni e delle città. Poi c'ero io, poi c'era Federico Sboarina, il sindaco di Verona, e poi Francesco Rucco, il sindaco di Vicenza. Ecco, li ringrazio perché siamo partiti dal documento che avevamo preparato noi come Venezia, sottoscritto, e li ringrazio, da tutti i 44 sindaci della città metropolitana che abbiamo inviato l'altro giorno al governo per spiegare il problema degli enti locali. Questa ve la risparmio oggi, ma la riprendiamo perché magari la riprendiamo domani mattina in conferenza stampa. Con le città capoluogo, Mario Conte ha fatto un po' da coordinatore, sono state portate una serie di ulteriori migliorie, insomma, al testo, e domani mattina vi annuncio che ci sarà una conferenza stampa alle 11, pubblica, nel senso che sarà per i giornalisti, a invito, per i giornalisti che vogliono essere invitati, eccetera, basta che ci mandino al nostro indirizzo sindaco@comune.venezia.it la richiesta di partecipare a questa conferenza stampa. Sarà fatta in contemporanea da remoto con tutti i 7 sindaci, su cui appunto diremo alcune cose al governo e allo Stato, insomma, rispetto al ruolo che devono avere nei confronti dei sindaci, quantomeno questi qui del Veneto, con cui noi in qualche modo io ho l'onore di collaborare, di lavorare assieme. Insomma. Sono sindaci di estrazioni politiche diverse, ma con cui assolutamente andiamo d'amore e d'accordo, perché quando si tratta di amministrare le cose per conto dei cittadini non ci deve essere nessuna divergenza partitica o ideologica, ma semplicemente quello di fare il meglio. Ognuno ovviamente ricorda e cerca di evidenziare le proprie specificità. Mi sembra un bel segnale che ci sentiamo e che collaboriamo con grande lealtà, con grande passione, per cui è un segnale che va detto ai cittadini e noi siamo a pieno titolo all'interno di questo rapporto. Per cui ci vediamo domani con i giornalisti alle 11 che vogliono partecipare, ripeto l'indirizzo per essere invitati alla call conference, sindaco.comune.venezia.it. Scusatemi. Vabbè, adesso io passerei al video delle pulizie in città di oggi, sempre ringraziando il personale di Veritas, della terraferma e delle isole per la grande passione che continuano tutti i giorni a fare, per poi ricordare anche AVM che pulisce i mezzi, ma adesso facciamo delle pulizie e delle sanificazioni. Prego.
partito prima del tempo, ok. No, volevo ringraziare queste persone, questi uomini e donne di Veritas che continuano tutti i giorni, in questo caso. Qui voglio ricordare, qui abbiamo visto Torcello, cioè facciamo pulizie e sanificazioni in vario modo, a seconda dei luoghi. Torcello, poi siamo andati attorno all'antica scuola di Battuti, che ricordo avere per fortuna per adesso pure un sistema all'interno straordinario, gestito appunto dalle nostre IPAV. Complimenti dico a Luigi Polesel, ma a tutta quanta la squadra, insomma, di tutta la gente che lavora dentro, OS, infermieri, eccetera. Grazie tante, grazie di cuore, e soprattutto un saluto carissimo ai nostri nonni che sono lì, che insomma in qualche modo reggono. Abbiamo avuto anche la visita dei NAS a scuola di Battuti l'altro giorno, 5 ore di ispezione, hanno controllato tutto e ci hanno fatto i complimenti alla fine, insomma ci fa piacere. E oltremodo fa anche piacere che ci siano anche le ispezioni, le visioni e tutto, ecco, per dire che lo Stato funziona e di cui siamo particolarmente orgogliosi. Poi qui c'era sul servizio che avete visto Calle Aquila Nera, attorno esternamente alla casa di riposo Ani Azzurri a Favaro, perché cerchiamo anche da fuori poi di tenere pulito e igienizzato, intorno al Tribunale, il Campo Manin a Favaro, via Zorzetto, Burano, Guglie, Piazza Ferretto, San Polo, Piazza Barche, San Marco, Rialto e il mercato, come avete visto. Va bene, adesso passo soltanto velocemente al tema, perché l'avevo già dato, ma perché stamattina ho fatto un'intervista su Rai, a Radio 1, sul programma 100 città, è andato in onda alle 9:45, se volete controllare, insomma, sentire tutto il programma, perché l'intervento era di più di 4 minuti. Però vi faccio ascoltare l'intervento che ho fatto, l'appello, per dire che il lavoro che posso fare lo faccio dove mi viene data la possibilità ovviamente di parlare. Non sempre succede questo, non importa, non mi arrendo, continuerò a difendere i diritti dei nostri concittadini. Ho detto che il patto l'ho fatto con i veneziani, nessuna polemica con nessuno, quando mi danno uno spazio io lo uso per raccontare quelle che sono le difficoltà e anche cerco di proporre le soluzioni. Questo per cui un grande ringraziamento alla Rai 1 in questo caso, Radio 1 scusate, e il programma è 100 città. Farei sentire questo intervento. Uso questo strumento, ma mi sembra utile. Beh, visto che il governo non l'ha mai chiamata, è giusto che il sindaco di Venezia parli, insomma. No, le chiedo scusa, ma non c'è polemica, mi creda, guardi, mi viene da piangere, non c'è polemica, ma hanno impedito alle barche dei privati di muoversi in laguna. Questi non è che usano le barche per andare a fare turismo, sono come le automobili di città, ci diano almeno la possibilità di fare sì che le persone tornino a poter andare in barca. A Venezia, in mezzo all'acqua, non come fai a non andare in barca? In isola non è che puoi muoverti neanche a piedi, cioè ti muovi a piedi nel centro storico, puoi andare a prendere e muoverti a prendere attualmente treni, quindi a Venezia non ci si può muovere tra privati con le barche? No, e questa cosa io ho chiesto, non costa niente al governo, capiscano, e tra l'altro chi va in barca sono barchini, è sempre il nucleo familiare residente, per cui non darebbe nessun problema dal punto di vista, come si dice, sanitario. Sì, insisto su questo, cioè il nucleo residente convivente, che ho detto residente, ma insomma poi non è facile sempre parlare in diretta, si possono dire anche sciocchezze. Cioè il nucleo residente convivente, per cui se già sta insieme da mattina alla sera vale per la barca e vale per l'automobile. Adesso domani ho chiesto alla polizia locale di darmi una risposta più precisa, però io vi anticipo, cioè se tu vivi con tua moglie e con i tuoi figli, ci vivi e ci dormi tutto il giorno in casa tua, perché non dovresti andare in macchina insieme? Ci vai e come? Tu, tua moglie davanti, sì, devi andare dietro. Dietro è in taxi, c'è la distanza, il droplet. Ma che droplet vuoi utilizzare con gente che ti vede tutti i giorni? Io ho 3 bambini che dormono in letto con me perché c'è piccoli, una per fortuna è più grande, ma i piccolini, che droplet devo fare in macchina? Con la Stefania ci vivo insieme. Siccome questa è una questione di buonsenso, è evidente che si può fare, domani daremo una risposta precisa su questo, però non esiste, bisogna cominciare a usare il buonsenso, è chiaro questo, insomma, e penso che per fortuna abbiamo anche delle forze dell'ordine che questo lo usano, insomma, e ringrazio sempre il signor prefetto di aiutarmi in tutto quello che può, perché oggettivamente anche lui ha gli ordini, prendiamo ordini tutti quanti, ovviamente in primis dal governo, però anche è giusto che spieghiamo le cose che si possono fare, insomma, ecco. Va bene, allora questa la prima risposta su questa cosa dei conviventi, l'ho detto, per cui posso muovermi in auto con mia moglie? Sì, se l'auto è usata a fini privati, ci si trova nella stessa situazione di dimora privata, cioè si convive, si vive insieme, al di là delle esigenze lavorative ci si può muovere solo per assolute urgenze o per motivi di salute, devi portarla a fare un esame, una roba, cioè in farmacia, c'è qualche motivo, ci può essere,
non serve che lei si sieda dietro, può sedersi davanti perché convivono, le persone stanno insieme. Ecco, chiaramente dovranno dichiararlo, questo è evidente. I distributori, ci hanno chiesto i distributori automatici di latte sfuso, sono ammessi all'esterno delle attività commerciali aperte? Sì, sono ammessi in qualunque luogo, quindi li potete mettere, chiaramente sono proprio per le attività per l'esterno. Posso raggiungere il negozio di vestiti per bambini anche se è in un altro comune? Risposta, sì, sempre che si tratti del negozio specializzato più vicino. È chiaro che se io abito a Mestre e vado a comprarmi in negozio, vado al negozio da un'altra parte, non so, a Treviso, non va bene, devo andare a Mestre, poi sono a Mestre, abito a Mestre e vado a vedermi il negozio di abbigliamento specializzato per bambino il più vicino a casa mia. Posso organizzare un pranzo nel giardino condominiale? Mi avevano chiesto loro, ma insomma il 25 aprile o il 1 maggio? No, perché le aree condominiali non sono di proprietà esclusiva del nucleo familiare, per cui per legge non potete costruire, perché un conto è un giardino privato, un conto è uno spazio condominiale. Posso organizzare un pranzo nel giardino? Questo l'ho già detto. Posso raggiungere la mia seconda casa per curare il giardino da un'altra parte? No, non si può. Lo spostamento verso le seconde case è vietato appunto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è in vigore e scade il 3 maggio. Per cui adesso vediamo cosa decideranno di fare, se ce lo fanno sapere. Speriamo che mollino un po', stiamo pensando che qualcosa dovrebbero mollare. Poi un'altra domanda a cui voglio dare risposta pubblica: sono uno studente universitario che abita a Mestre, posso raggiungere la mia famiglia in Toscana? No, noi non siamo contrari, ma no, non puoi andarci. Perché il DCPM, sempre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in vigore, quello che è valido, dice che uno è possibile che si trasferisca tra comuni per comprovate esigenze lavorative, ragioni di assoluta urgenza e motivi di salute, non per andare a trovare i genitori, insomma non si può, dovete aspettare un po'. Allora, poi abbiamo, questa è una bella notizia, abbiamo ricevuto una donazione dall'azienda Bonollo, voi sapete sono specializzati in grappe, ringrazio l'azienda a nome di tutta la città, anche metropolitana, perché hanno dato una fornitura di alcol, su qua adesso permettetemi qualche battuta che ci sta, hanno fatto una grande fornitura di bottiglie di vetro di alcol, loro producono grappa, e tramite la protezione civile regionale, e che poi ha suddiviso nelle varie province, insomma. A noi sono arrivate 9.000 litri che abbiamo immediatamente distribuito, adesso vi racconto come e c'è anche un video, ma prima volevo dire che, vediamo se c'è la divisione dell'alcol, no, che va detto, non potete berlo, cioè è alcol per fare le pulizie, cioè è vero che c'è scritto Bonollo, adesso vediamo, eccolo là, non so se si vede, è scritto Bonollo, che è un'ottima grappa e per cui ringrazio la distilleria. No, qualcuno pensa di beversi l'alcol, è alcol sanitario, questo è residuo della produzione, quindi grazie alla distilleria Bonollo per questo veramente utilissimo gesto che abbiamo ricevuto. Vi dico anche come li abbiamo girati. Abbiamo dato un bancale a Veritas da 125 scatoloni, 900 bottiglie e 630 litri, poi un bancale alla CTV da 125, ecco perché vedete le barche, no sto scherzando, questo qua ci serve per sanificare barche, mezzi di trasporto eccetera. Ames gli abbiamo dato anche questi un bancale con 50 scatoloni, alle IPAV un bancale 77 scatoloni, alla polizia locale un bancale, poi abbiamo girato alla Querini, la mensa Querini, alla mensa di Marghera, la casa dell'ospitalità, mensa Tana San Giuseppe, Emporio Venezia, Villa Querini, al Tronchetto, qua in sede dove siamo noi, la control room, al Tronchetto per i taxi, al mercato di Via Fapani, alla Taxi Venezia, alla Croce Verde, ne abbiamo altri, se qualcuno ha bisogno ci chiama la 041 e alcol, ovviamente per destinazioni pubbliche, cioè nel senso che non è che possiamo darlo a un privato, però insomma finché ne abbiamo li distribuiamo, ripeto, è una battuta ma non va bevuto. Qualcuno si direbbe che... Facciamo vedere il video.
Sì, ecco, dicevo, questo alcol della distilleria Bonollo di Mestrino a Padova è stato distribuito oltre che a noi anche a tutti gli altri comuni della città metropolitana, insomma. Poi ecco, io qui a proposito ho i messaggi, i videomessaggi dei sindaci metropolitani. Siccome l'altro giorno ci sono saltati 2 sindaci, di cui mi scuso, oggi sono 3 sindaci, Patrizia Andreotti, il sindaco di Noale, Claudio Grosso, scusa Claudio, l'altro giorno qualcuno ha fatto qualche errore, non si vede nel video, va adesso sicuramente, e Martina Vesnaver, il sindaco di Spinea, anche lei dovevo mandarlo venerdì, poi abbiamo avuto un problema tecnico, non siamo riusciti. Chiaramente grazie a tutti i sindaci della città metropolitana, grazie per tutto anche il lavoro che state facendo, va spiegato ai cittadini che ci stanno ascoltando che i sindaci sono soli. I sindaci poi di comuni più piccoli probabilmente si trovano anche a vivere momenti di difficoltà anche specifica perché magari hanno meno struttura, eccetera. Ecco, sappiano che per quello che possiamo noi siamo a disposizione, continuiamo a sostenere poi anche questi, avete visto anche l'alcol per esempio, l'abbiamo dato anche alla VM, alla CTV, a Veritas che poi evidentemente utilizza il servizio di tutti i comuni, insomma non stiamo certo stati a guardare, è importante continuare ad aiutarsi. Faremo e cercheremo anche una soluzione per le spiagge che sia condivisa con gli altri sindaci. È chiaro che sono uscite sui giornali una serie di idee su cui stiamo ragionando, ma è evidente che noi, se possiamo, evitiamo qualsiasi ordinanza. Abbiamo fatto fino adesso, ci allineeremo con quello che è un po' l'utilizzo che faranno anche gli altri. È evidente che abbiamo delle specialità che andranno in qualche modo affrontate, che non hanno altri. Questo non vuol dire che poi le nostre non siano spiagge che vogliamo portare in palmo di mano, come giustamente e correttamente faranno gli altri sindaci. Cioè, per noi il Lido e Pellestrina per la sua naturalità, e di cui non vi devo raccontare nulla perché se andate a vederlo resterete basiti. La rispiaggia Pellestrina è una roba affascinante. Sul Lido, anche il Lido ha delle cose che io penso sia una delle spiagge assolutamente più belle d'Italia, senza timore di smentite, ma ha un suo fascino particolare, un fascino, come dire, vabbè, insomma, andate a vederlo, avrete occasione quest'anno. Stiamo elaborando un grande piano di organizzazione dei trasporti per valorizzare la bicicletta, per valorizzare i mezzi privati, per cercare di fare delle navette, per darvi degli spazi per poter andare con la famiglia al Lido, perché credo valga la pena quest'anno di andarlo a vedere, magari andarci in bicicletta. Su questo stiamo lavorandoci appunto tutti i giorni con la VM, ma anche con i nostri uffici dei trasporti, con tutte le persone che in qualche modo pensano di poter vedere una città diversa e utilizzare in qualche modo questa disgrazia che ci è capitata, questa situazione incredibile, può essere comunque strumentale a trovarci con delle sperimentazioni che non sono mai fatte. Va bene, allora darei la parola a Patrizia Andreotti, il sindaco di Noale. Prego. Anche Noale ha dovuto gestire questo momento davvero di una grande emergenza e l'ha gestito da emergenza, innanzitutto di tipo sanitario, e quindi non si può attendere. Appena abbiamo avuto notizia della gravità e della necessità di chiudere anche noi tante nostre attività e di evitare tutte le forme di assembramento, ci siamo subito messi in azione. Ecco, si gestisce un'emergenza con i tempi veloci. Quindi da subito distribuzione delle mascherine date dalla Regione, grazie anche alla nostra Protezione Civile che ha fatto un lavoro enorme in questo periodo, subito chiusura dei parchi dopo un'ora dall'annuncio dell'ordinanza da parte del governatore Zaia, e subito interventi anche positivi, per esempio la predisposizione e distribuzione dei buoni spesa per venire incontro alle famiglie in difficoltà. Questi gli interventi che vanno fatti. Poi naturalmente il sostegno di tipo economico anche a chi si trova privo di reddito, soprattutto in questo periodo le nostre attività economiche, e quindi ecco dilazionare intanto il pagamento di alcuni tributi. Noi crediamo che gradualmente bisognerà provvedere anche ad una riapertura delle nostre attività, continuando a dare il sostegno a chi è nella difficoltà, nell'immediatezza, ma anche cominciando a pensare alla rinascita del nostro paese e della nostra città.
Come abbiamo affrontato il tema coronavirus? Il tema coronavirus l'abbiamo affrontato subito di pancia, di petto, con grande senso di responsabilità, e devo fare un plauso e un ringraziamento alla macchina amministrativa comunale, alle persone che mi sono state accanto del COC, che è il centro operativo comunale, attraverso il quale abbiamo potuto cominciare ad essere subito efficienti e pragmatici. Ringrazio i volontari della protezione civile, le guardie ambientali, la Proloco e tutte quelle persone che attraverso i servizi sociali ci hanno permesso di servire le persone anziane e disagiate con il servizio del buono della spesa a casa e anche quello dei farmaci. Abbiamo fatto la distribuzione delle mascherine in 2 tranche, la prima per le persone over 60 e la seconda terminata pochi giorni fa proprio con gli ultimi arrivi. Abbiamo anche attivato adesso il servizio del buono spesa e ad oggi ci sono circa 52 richieste che dovranno essere vagliate dagli uffici. Credo che la popolazione abbia preso in maniera seria e anche con un grande senso di responsabilità questo impegno e difatti i risultati si sono visti avendo un numero di casi positivi ridotti praticamente al domicilio. Questa emergenza sta mettendo tutti alla prova, cittadini, governi, comuni. Per quanto mi riguarda, come sindaco, sono investita del ruolo di cura del mio territorio e di chi lo abita e lo vive. Il mio ruolo lo vivo e ci credo profondamente e ho messo in campo tutte le mie forze, assieme a tutta la macchina istituzionale e amministrativa, ai tantissimi volontari, a partire dalla protezione civile, per riuscire ad amministrare al meglio, di giorno in giorno, la nostra città. Al di là delle norme da rispettare, difficili ma necessarie, sulle quali non vorrei ritornare, quello che vorrei dare è un messaggio invece di vicinanza, di speranza, di ripresa che arriverà e stiamo lavorando anche per questo, non solo risolvere l'immediato ma prepararci per affrontare il futuro. Sono tante le misure adottate fin dal primo momento, un cellulare di emergenza H24, un gazebo con protezione civile che ha fornito informazioni, ha attivato in successione numeri telefonici di aiuto dei servizi sociali per qualunque necessità sia manifesta dai cittadini soli, liste di negozi per le consiglie a domicilio della spesa, fermato rate di pagamento per le associazioni sportive e culturali, un conto corrente per le donazioni alle famiglie bisognose, distribuzione dei numerosi buoni spesa. I nostri servizi sociali si stanno spendendo tanto, così come la protezione civile che tanto sta facendo presidiando, aiutando, a partire dalla consegna delle mascherine assieme agli scout, alle associazioni locali e agli amministratori che le hanno impostate. Non abbiamo voluto chiudere i nostri mercati, visto che la loro conformazione ci permetteva di rispettare le norme di sicurezza richieste. Il mio ringraziamento personale, permettetemi, a nome dell'amministrazione tutta, va il prezioso contributo e continuo lavoro alle forze dell'ordine, alla protezione civile, alle associazioni del territorio, ai cittadini e commercianti che stanno donando o aiutando i vicini e i conoscenti e un ricordo, permettetelo, doveroso a chi ci ha lasciato, di Spinea, ma non solo, anche a chi viene portato nel nostro crematorio da altre città, perché le loro famiglie non si sentano abbandonate e abbiano la vicinanza di tutti i cittadini italiani. Beh, grazie al sindaco di Noale Patrizia Andreotti, al sindaco di Quarto d'Altino Claudio Grosso e a Martina Vesnaver, il sindaco di Spinea. E Claudio Grosso, sindaco di Quarto d'Altino, sì, ho detto. Martina Vesnaver, sindaco di Spinea. Grazie e prossimamente faremo inviare ad altri sindaci insomma anche un po' il racconto di quello che stanno facendo nei loro comuni. Devo dire che poi con loro ci sentiamo per coordinarci, l'ultimo è stato il documento che abbiamo inviato al governo firmato da tutti i sindaci. Adesso passerei all'ultimo punto che è velocissimo, che è il video di Sascha Frison, che è il presidente del soccorso veterinario di Mestre. Ci mostra un po' con questo video il loro impegno a sostegno degli amici a quattro zampe. È bello pensare che appunto questi sono proprio ragazzi che hanno iniziato una nuova attività e che insistono con grande determinazione anche in momenti come questo per avviare un'impresa, e vi consiglio a tutti, se avete bisogno di assistenza al vostro cane e non volete muovervi e così via, loro hanno anche un'autoambulanza, fanno un servizio veramente straordinario che avevano inventato qualche mese prima di questa epidemia e non mollano, per cui insomma ascoltiamoli e se è possibile diamogli una mano.
Loro sono il soccorso veterinario di Mestre, Sasha Frison. Salve, sono Sasha Frison, il presidente dell'associazione di volontariato SVM Soccorso Veterinario Mestre. Per chi di voi non ci conoscesse, il nostro servizio consiste nell'attuare trasporti sanitari sia urgenti che non a favore di animali. In un periodo come questo, visto le numerose restrizioni, il nostro operato è diventato quasi indispensabile per molte persone. Nel mese di marzo abbiamo avuto un raddoppiamento dei nostri interventi a favore di quelle persone che non potevano muoversi da casa o non volevano muoversi da casa vista la quarantena e l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Ed è proprio per questo motivo qui che l'associazione non si ferma. Continueremo a essere operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per venire a dare assistenza a voi e ai vostri animali. Bravi ragazzi, un grande saluto, un grande abbraccio. Qua ci parlavamo in studio che ci ricordiamo di quando avete iniziato. Avevano paura, effettivamente io ho detto no, andate avanti, porca miseria, ragazzi veramente determinati. Mi fa piacere anche in questo senso, ecco, un'attività che normalmente si è fatta conoscere in questa occasione, ahimè nessuno la cercava, ma insomma è un'occasione e probabilmente il loro servizio ormai è decolato. Credo sia uno dei primi, se non uno dei pochi che ci sono in Italia, e questo mette Mestre a un livello molto elevato in termini di servizi appunto per i proprietari di cani. Ci fa molto piacere. Allora, questo è il numero della WhatsApp 366 930 95 92, ce lo ricorderemo anche in futuro, insomma servirà per poi costruire un po' l'abaco delle stupidate che qualche volta anch'io stesso ho detto, ma insomma è un modo per dialogare, per far vedere cosa state facendo. La cosa più bella, noi cerchiamo di mettere quelli dove ci sono i bambini, perché insomma ci fa piacere dargli uno spazio e anche per raccontare che la vita continua e che dobbiamo pensare a loro sempre e continuamente, e di questo sono certo di interpretare il pensiero di tutti e insomma ecco, facciamolo anche per loro, di tenere duro le cose che un po' cerco di raccontare, che dobbiamo farcela tutti, non dobbiamo lasciare indietro nessuno. Se qualcuno si arrabbia o è particolarmente nervoso, consiglio proprio di avere un atteggiamento per tutti, di comprensione, insomma, di tranquillità, di calma, per non dare adito, insomma, a situazioni strane. Ecco, sono partito con la puntata dicendo che qualcuno, se è vero, incita alla disobbedienza, e per cui dicono che il 25 aprile insomma qualcuno dovrebbe uscire di casa. Io dico no, assolutamente, si fa quello che è scritto nelle ordinanze e quello che è scritto nelle leggi. Spero che non sia vero, però insomma, se non è vero sarei contento di leggere una smentita di queste associazioni o di queste persone che hanno firmato questo tipo di appelli, perché non è il momento, non è il caso, non è il luogo di soffiare sul fuoco, di creare in qualche modo far creare ad altri poi reato, perché poi magari quelli che scrivono poi sono quelli che poi fuori di casa magari non ci vanno, poi ci va qualcun altro carico di chissà che entusiasmo e magari poi deve andare a pagare. Sono i famosi cattivi maestri, insomma. Vabbè, qui io direi così, vi saluterei con quest'ultimo video mandato dai bambini. È un video mandato dai bambini, è un video fatto da tre cose. Ci sono un po' di bambini a casa, gli arcieri di Ballestieri di Spinea, che ci ha mandato un pezzettino, e poi la DS Pattinaggio Artistico inline di San Marco.
sono momenti così, insomma, divertenti, eccoli qua, il nostro futuro. Io con questo vi saluto per oggi, ci vediamo domani alle 4, sempre in diretta. Domani mattina alle 11 c'è la conferenza stampa con i giornalisti che vorranno accreditarsi. Per i giornalisti, se vogliono accreditarsi, inviino una richiesta al nostro indirizzo qua della centrale operativa, sindaco @, no, ho sbagliato, ho detto giusto, sindaco @comune.venezia.it. Questo è per chiedere, per i giornalisti, per chiedere di partecipare domani alla conferenza stampa alle 11 online con tutti i sindaci metropolitani, scusate, del capoluogo della Regione Veneto, i 7 sindaci, e presenteremo domani il documento che abbiamo mandato al governo, stiamo mandando al governo. E già che ci siamo, ricordo che questa trasmissione va su Facebook, su Instagram, ma anche su Televenezia. Televenezia, la diretta è fatta inizia alle 4 come domani, gli altri orari sono alle 8, alle 11:30 di sera, alle 23:30 e alle 8 di mattina. Va sul canale, il canale 71 e il 119, sono tutti, ho sbagliato, 191. Vabbè. Allora, il canale 71 è il digitale terrestre e il 191 sempre il digitale terrestre, Televenezia. E niente, buona salute a tutti, teniamo duro, soprattutto al governo riapriamo le attività con calma, con attenzione, tutto quello che vuoi, però grazie ancora al Presidente Zaia per il lavoro che sta facendo e poi a tutte le forze dell'ordine, le parti più sane del Paese, sono tutti quelli che si applicano, lavorano in silenzio e mandano avanti anche in questo momento. Anche le mamme e i papà che sono a casa e seguono i bambini. Un saluto ai bambini e ai nonni. Buona giornata a tutti. Andrà tutto bene e noi restiamo a casa.
Ogni giorno alle 16 il sindaco di Venezia e area metropolitana Luigi Brugnaro è in diretta su Televenezia, Facebook e sul portale Venezia Radio TV. Gli aggiornamenti, le notizie, le risposte alle domande più frequenti su quanto sta succedendo in tempo di coronavirus. Inviate le vostre domande a andratuttobene@comune.venezia.it. La trasmissione televisiva sarà replicata alle 20, alle 23:30 e alle 8 del mattino su Televenezia.